E siamo così arrivati al centrale della giornata, il premio BRAC, dotazione 11.000 euro, riservata a cavalli di ogni paese, 5 anni e oltre, categoria C, categoria B, tutti sul miglio, ovviamente una corsa internazionale. E andiamo a leggere il campo di partenti mentre i cavalli si avvicinano dietro le ali dell'autostart, richiamate appunto dalle luci dell'autostart stesso. Allora con l'uno City Lux abbiamo Riccardo Pezzatini alle guide, poi Fedora degli Dei con Antonio Di Nardo al 2, Daytona di Cecco con Andrea Farolfi al 3, Elettra OP al 4 con GP Minucci, Burraio OP Manuele Matteini al 5, Sinfuegos Laumare con René Legati al 6, seconda fila 7 Fortana C, 8 Fortana C con Gambino, Defender Griff con Facci, Felice del Ronco con Vincenzino Luongo, Estasi di No con Maurizio Cheli. Questi sono i 10 concorrenti, anche col cambio guida di Minucci su Elettro P. La macchina sta accelerando ed è entrata nella retta delle tribune per lasciare i cavalli a quello che sarà un avvio sicuramente molto interessante. La più veloce è Elettra OP, che come l'ultima volta qua a Bologna prova a mettersi davanti a tutti, rientra da City Lux e quindi non riesce a portarsi la corda perché Riccardo Pezzatini prova a resistere, ma Elettro P alla fine non riesce a completare la manovra e passiamo 200 metri ovviamente di fuoco, e solo dopo i 200 metri in 14,1 GP Minucci riesce a consolidare la prima posizione davanti a Riccardo Pezzatini con il numero 1. Il gruppo ovviamente è rimasto abbastanza allungato perché è stata una partenza particolarmente veemente, e questo è il momento che arriva, però forse il momento anche importante della corsa, perché il numero 5 di Burraio OP va a bussare alla porta di GP Minucci e va a chiedere strada per arrivare a, quando si arriva al compimento dei primi 600 metri, nella prima posizione. Quindi Burraio OP, il favorito della corsa, è già davanti a tutti, e al secondo posto abbiamo Elettra OP e avanza alla destra di tutti Felice del Ronco, che crea appunto la seconda lista di cavalli che sono all'esterno. Dietro di lei c'è Estasi di No, e stiamo per andare verso il chilometro. Ormai le posizioni si sono ormai definite, Burraio P davanti a tutti, e abbiamo Elettro P che segue, e mano a mano Felice del Ronco, che dopo il chilometro passato in 14,2 lentamente si avvicina sempre di più. Nessuno fa mosse in terza ruota perché comunque l'andatura incomincia a farsi svelta, perché ci stiamo avvicinando sull'ultima curva, siamo ai 400 finali. Burraio P controlla la situazione, Felice però è molto determinata. Vincenzo Luongo è al sediolo di Emanuele Matteini però non sembra in questo momento a particolare richiesta del suo allievo. Entriamo in retta d'arrivo, Burraio P è davanti a tutte, Felice del Ronco comandata da Vincenzo Luongo, dentro c'è City Lux, c'è Minucci con Elettro P che prova a risalire, siamo sul palo, Elettro P va per il secondo posto, al quarto posto Estasi di No in un nugolo di concorrenti che stava arrivando ma lontano dai primi, quindi vittoria, affermazione molto netta di Burraio P, il favorito della corsa, che è entrato in retta d'arrivo senza grandi problemi, ha controllato tutti gli avversari, ha tentato, anzi è risalita Elettro P con Minucci che ha provato a recuperare Felice del Ronco, che ora guardiamo con il photo finish. Il primo posto non è in discussione evidentemente, e abbiamo Elettra OP che probabilmente Elettra OP davanti al numero 9, poi abbiamo Maurizio Cheli con Estasi di No che precede Fedora degli Dei al quinto posto. Quindi corsa bella, ovviamente divertente anche dall'inizio, con una partenza assolutamente al fulmicotone, 14,1 per avviarsi, che si è chiusa ovviamente altrettanto velocemente, ma facciamo i complimenti al vincitore, che lo ricordiamo Burraio P, Manuele Matteini, sia alle guide che al training per la scuderia Aldo Puccetti, e ricordiamo ancora questo figlio di Ghiaccio del Nord, questo maschio di 9 anni che ha tolto ancora una volta, ha dato una grande soddisfazione al suo driver allenatore.